Siamo a Santo Stefano di Quisquina, Perla dei Monti Sicani. Oggi è un giorno di festa, è la seconda sagra di Santo Stefano e la 15ª sagra del formaggio. Un giorno in cui la cultura si fonda alle tradizioni ma anche al gusto. La manifestazione, vetrina promozionale imperdibile dei prodotti agricoli e del patrimonio gastronomico del territorio montano, è ormai diventata uno degli eventi caseari più importanti della provincia di Agrigento. Il comune di Santo Stefano di Quisquina organizza la seconda sagra di Santo Stefano e la 15ª sagra del formaggio. Quali prodotti e quante le aziende presenti oggi? Allora, è la seconda fiera di Santo Stefano, la 15ª sagra del formaggio. I prodotti sono i prodotti tipici del nostro territorio, soprattutto formaggio, ricotta e poi anche salumi, pane, olio e roba di questo genere. Le aziende presenti sono una ventina circa, le aziende locali, e poi c'è la presenza anche di qualche azienda del territorio, ma non di Santo Stefano Quisquina. C'è una buona affluenza anche del pubblico, sto vedendo, e credo che sia una buona occasione per promuovere non solo i prodotti, come ho già detto, ma anche il territorio di Santo Stefano Quisquina nel suo complesso. Voi avete modo di mostrare, credo, successivamente, quali e quante bellezze il nostro territorio è in grado di offrire. L'iniziativa della seconda fiera di Santo Stefano serve proprio a promuovere il territorio nel suo complesso, dalle emergenze architettoniche ai prodotti tipici che sono ottimi veramente, e tutto quanto il nostro paese offre e può offrire al visitatore. Un giorno intero di festa, occasione non solo per visitare gli stands e degustare i prodotti tipici del luogo, ma anche per apprezzare il patrimonio territoriale e le sue bellezze naturali e paesaggistiche. Santo Stefano di Quisquina, seconda sagra del paese ma anche sagra del formaggio, un'occasione per promuovere i prodotti del territorio ma anche i monumenti e le bellezze di questo paese. Sì, infatti il nostro paese possiede una straordinaria varietà di attrattive, come ad esempio Piazza Castello, l'eremo della Quisquina, la villa, per non dimenticare i siti naturalistici con dei percorsi meravigliosi. Con la seconda fiera di Santo Stefano e la 15ª sagra del formaggio abbiamo cercato di mettere produttori e artigiani assieme, anche se in realtà non è stato semplice, perché con la crisi che stanno attraversando, nonostante la crisi che stanno attraversando, loro però ci credono e quindi puntano un faro verso quelle attrattive, quelle strutture e quei prodotti meravigliosi che il territorio offre. Quante aziende hanno partecipato e quali prodotti che hanno esposto? Le aziende sinceramente non ho un numero ben preciso, però molti hanno partecipato, alcuni non hanno potuto per problemi organizzativi, però la maggior parte hanno partecipato. I prodotti, come un po' tutti sanno, abbiamo i formaggi di varie stagionature che sono prodotti molto apprezzati non solo dalla cittadinanza. Infatti l'obiettivo della manifestazione non è solo quello di coinvolgere i cittadini di Santo Stefano, ma di coinvolgere soprattutto quelle persone che, un po' stanche dal caos della città, vengono in questi luoghi per rilassarsi e degustare i nostri prodotti tipici. Tra i posti più caratteristici del luogo, quali ci sono? Sinceramente ne abbiamo tanti. Come dicevo prima, un posto da visitare è l'eremo della Quisquina, un posto meraviglioso immerso nella natura in mezzo ai boschi. Abbiamo una villa comunale, ne vale la pena passare qualche mezz'oretta al fresco sotto gli alberi. E poi, come abbiamo detto, la chiesa madre, la Piazza Castello. Venite e rimarrete soddisfatti. Il centro storico del paese fin dalle prime ore del mattino è stato animato da numerosi avventori. L'eco della manifestazione ha registrato un'eccezionale presenza di visitatori provenienti da tutta la Sicilia. Lei da dove viene? Da Siracusa. È la prima volta che viene qui a Santo Stefano? Diciamo, io sono di origine stefanesi, i miei genitori erano di Santo Stefano e io vengo sempre a Santo Stefano perché è la mia terra, si può dire. Voi venite da fuori? Scusate, io sono di Germania e questa è la mia famiglia. Mio figlio, Leonora, due nipote e noi facciamo ferie. Questo è il mio marito siciliano. Siete qui in occasione della sagra? Sì, siamo venuti apposta. Cosa ne pensate dei prodotti tipici dei Monti Sicani? Sono bellissima. Adesso buono. abbiamo mangiato la ricotta, era più di 40 anni che non la mangiavo, è fenomenale, proprio stupenda. Adesso ci hanno detto di andare a provare i formaggi, noi veniamo sempre qui a comprare il formaggio e portarcelo in Germania.
perché qui è l'unico dove lo fanno il formaggio puro, vero. Basta la scelta di espositori provenienti da tutto l'Interland dei Monti Sicani e numerosi prodotti caseari presenti in fiera. La ricotta è uno dei prodotti che fa da padrone oggi in fiera. Voi di dove siete? Di Santo Stefano Quisquina, dove il prodotto è fatto a Santo Stefano Quisquina. Cioè lo producono i pastori della zona. Da quanto tempo lo producete? Da molto tempo, dove qua ci sono molte caseifici che producono anche non solo la ricotta ma anche il formaggio, il caciocavallo eccetera, tutta roba diciamo nostrana. Oggi avete incontrato dei turisti, persone che venivano da fuori? Molta gente viene da paesi diciamo limitrofi tipo Bivona, Alessandria, Cianciana, Palermo eccetera. Molte persone vengono appositamente per la fiera a Santo Stefano Quisquina, la sagra del formaggio. Voi quanti tipi di formaggi producete? Ne abbiamo diversi tipi, dal pecorino, dal fresco al semiduro allo stagionato, poi abbiamo quelli pasta filata che sono prodotti da latte di mucca, che sono cacciotta, che è più fresca, e più c'è il caciocavallo che è più stagionato, oppure quello affumicato, eppure la mozzarella pure, sempre di vacca. Questi sono i prodotti e la ricotta. Ha visto persone venire da fuori oggi? Sì, c'è una discreta affluenza di gente. Sì. Quali prodotti tipici che lei oggi espone qui in fiera? Oggi espongo i prodotti, cioè a livello soprattutto di biscotti, i biscotti della nostra tradizione, soprattutto le paste bianche che sono dei prodotti che tempo passato si producevano solamente per Natale, che sono della pasta frolla ripiena con mandorla, pistacchio e zucchero bollito, un ottimo prodotto, un prodotto calorico in modo eccezionale, essendo prodotti che vengono fatti nella nostra zona per genuinità sono i primi al mondo, non sono secondi a nessuno sicuramente. Poi c'è la nostra savoiarda, biscotti di mandorla ai cereali, biscotti al pistacchio. Io credo tanto al ritorno della coltivazione del pistacchio e delle mandorle perché effettivamente abbiamo fatto perdere il comprensorio di Cammarata e Santo Stefano Quisquina, proprio questa produzione che non dovevamo essere secondi a nessuno. Penso che un riprendere questa produzione può dare impulso prima a livello economico alle nostre aziende e poi anche per i prodotti che vengono fatti, che effettivamente stiamo mettendo, c'è il pistacchio dappertutto, sulla pasta, sulla ricotta, nel formaggio e perciò dobbiamo ritornare a produrre questo che poi per chi lavora nel campo della pasticceria e della panificazione è un fatto positivo sia nei costi, perché noi addirittura compriamo pistacchio a 30 euro, però addirittura pistacchio che viene dalla Grecia, dalla Turchia, dove già le coltivazioni vengono fatte in modo diverso, nella quale io per esempio non mi fido tanto di questo commercio così liberalizzato. Poi qua non l'ho portato, ma io produco il pane col crescente naturale proprio all'antica, ho avuto la possibilità di averlo isolato dall'Università di Catania, per la quale ho fatto uno studio, ed è un pane ottimo, un pane che si mantiene parecchi giorni, un pane che possono mangiare anche chi è intollerante al lievito di birra. Ottimo, io propongo di venire spesso la gente del mare a trovarci qui nel comprensorio tra Cammarata, Santo Stefano, San Giovanni per venire ad assaggiare i nostri prodotti e poi restare nella nostra ristorazione che sapete benissimo che è una delle migliori. Tra le tipicità del luogo anche un laboratorio artigianale particolare, perché? Perché il nostro laboratorio si è voluto distaccare da quello che è la ceramica dei paesi che sono qua nei dintorni, quindi abbiamo creato un nuovo tipo di ceramica, cioè facciamo un nuovo tipo di ceramica a raco. La particolarità è nell'argilla, quindi nell'impasto ceramico, ma anche nella tecnica di decorazione che è fatto di fumo, infatti le parti nere che vedete negli oggetti sono proprio fumi e il fuoco che dà le laminature particolari. Nella nostra bottega collaborano comunque altri artisti locali, quindi c'è chi fa olio, chi fa acquerello, chi fa intaglio, infatti potete vedere anche le altre produzioni degli altri artisti. Se fate un giro vedete che c'è l'acquerellista, che sono persone comunque che concorrono e fanno mostre anche a livello nazionale e internazionale, quindi ospitiamo quello che è nella zona e tutto quello che si fa arte. Quindi tutto personalizzato?
Sì, tutto ciò che esce da qua, infatti il negozio è proprio pezzi unici proprio per questo motivo, perché in realtà ogni pezzo in quanto raco è diverso l'uno dall'altro e poi le commissioni delle tele, degli oli o degli acrilici comunque sono commissioni particolari e ogni pezzo non viene mai riprodotto, quindi non viene creato in serie ma è tutto fatto proprio ad hoc su commissione, su richiesta dei vari committenti. Lei oggi espone il proprio miele, è prodotto qui ovviamente. Sì, ma altri prodotti effettivamente del Montesicani c'è il formaggio, c'è la ricotta, c'è la carne, c'è tante cose tutte di buonissima qualità. Il miele io mi occupo di apicoltura a livello hobbistico, però l'ho portato sempre avanti. Insomma, a stile professionale, con la bella attrezzatura, tutta di acciaio inossidabile, tutto, insomma, effettivamente, diciamo quasi a regola d'arte. Quali prodotti esponete? Noi sciroppo d'arancia, sciroppo di limone e mermellata di arancia e l'olio che è la nostra produzione. In più le mandorle, prodotto tradizionale siciliano. E questi sono i nostri cavalli di battaglia, diciamo. Tutti rigorosamente del territorio? Produzione propria soprattutto, produzione propria, sì. Questa è produzione propria. Lo sciroppo, se lo vuoi assaggiare, te lo faccio assaggiare intanto. Te lo faccio assaggiare e ti rendi conto di che prodotto è. Un po' di sciroppo d'arancia o di limone? Che preferisci? L'arancia. L'arancia noi la produciamo noi sia come materia prima sia come lavorazione e poi la esportiamo in Germania. In Germania sarebbe in zona di Stoccarda, Schondolf. Dove viene utilizzata? Nei dolci? Viene utilizzata sul gelato per fare bevande e nei dolci. Il prodotto è naturale, non contiene conservante, ha una conservazione di 18 mesi e si cerca di lavorare così in modo più corretto possibile, perché noi frequentando la Germania i tedeschi ci chiedono prodotti sani, prodotti genuini e quindi ci adattiamo a loro. Quindi una tradizione che è anche una novità? È anche una novità, come sciroppo è una novità, diciamo. Come olio si sa è una tradizione. Questo è il comune di Schondolf dove noi facciamo il mercatino e questo è il mercatino sotto la neve per 20 giorni, però ci divertiamo e continuiamo a farlo, magari sarebbe una volta al mese, saremmo ancora più contenti. È un orgoglio quindi portare i nostri prodotti fuori? È un orgoglio, sì, i tedeschi apprezzano moltissimo. Noi vediamo con lo sciroppo d'arancia per esempio come è accettato, che loro usano col prosecco e sul gelato e va a ruba sia lo sciroppo che la mermellata. La sagra, che è durata sino a tarda sera, è stata arricchita da un programma di intrattenimento adatto per visitatori giovani e adulti. La giornata è stata infatti scandita da momenti di animazione per bambini, l'esibizione di un gruppo folk, uno spettacolo di fuocolieri ed il concerto dell'artista locale Sal Cacciatore e la sua band.